E allora è partita questa prima serie femminile, si assegnano le medaglie dei 400 stile libero, ricordando che il record della manifestazione è di Linda Caponi, edizione dell'anno scorso, 4:12 e 74. Miglior tempo di iscrizione in corsia numero 4, Vittoria Grotto, atleta classe 2000, quest'anno ai criteri, all'argento negli 800 stile libero e il bronzo nei 400 stile libero. La scorsa estate al Foro Italico di Roma, titolo italiano negli 8 e bronzo sempre nei 400 stile libero, atleta che in passato ha indossato i colori della nazionale italiana giovanile, era l'estate del 2014, in quell'occasione una medaglia d'argento in Coppa Komen. Vittoria Grotto a guidare dalla quarta corsia, sul miglior passaggio alla virata dei 100 metri, 1:02,62 Eleonora Marin in seconda posizione, 1:03,81 Eleonora Marin, atleta classe 98 ai criteri di quest'anno. Abbiamo ricordato la sua medaglia d'argento nella gara più lunga in vasca dello stile libero, quella degli 800 allo Stadio del Nuoto di Riccione. Ludovica Zarpellon che nuota in sesta corsia classe 01, argento nei 200 stile libero e bronzo nei 400. Vittoria Grotto sempre al comando, 32,90 i suoi terzi 50 metri, Eleonora Marin 33,39, Vittoria Tomietto dall'ottava corsia 33,27, Tomietto classe 01 anche lei giovanissima, classe 02 la più giovane in vasca Elena Pravato, vincitrice l'anno scorso dei campionati italiani giovanili in quella stagione, stagione 2015, anche per lei Coppa Komen in Grecia. Vittoria Grotto 2:08,28 ancora al comando alla virata dei 200, 32,76 i suoi quarti 50 metri, Eleonora Marin 33,84, Vittoria Tomietto sempre in terza posizione 33,78. Miglior tempo al momento Aurora Rigo, vincitrice della serie 2, 4:26,17. Ricordando che la prossima gara saranno i 400 stile libero maschili, sono 5 le serie previste. Vittoria Grotto 33,23. Abbiamo ricordato classe 2000, battuta ai criteri solamente da Giorgia Romei nella gara degli 800 stile libero. Per lei inoltre la medaglia di bronzo proprio in questa gara in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione nei 400 stile libero nella giornata di apertura. Virata dei 300 metri, sempre Vittoria Grotto al comando, 32,61 questo tratto di 50 metri, Marin 34,23, Tomietto 34,16, ultime due vasche di gara. Siamo ai 350 con Vittoria Grotto 33,16. Alle sue spalle in seconda posizione Eleonora Marin 33,91, Vittoria Tomietto 33,95, record del meeting. Ricordiamo 4:12,74 di Linda Caponi, ottenuto lo scorso anno qui nella vasca di Treviso. Al comando dall'inizio alla fine Vittoria Grotto per il Veneto Banca Montebelluna, si aggiudica questa prima serie con il tempo di 4:19,68. Seconda posizione Eleonora Marin 4:26,16 e in terza posizione la vincitrice della serie 2 con 4:26,17. Vittoria Tomietto 4:27,56, quarta posizione complessiva. Alla partenza la quinta serie maschile.